po' di speranze le avevo perse, visto il tempo che era passato, però mi devo ricredere. È soddisfatto ed ora anche fiducioso Roberto Zancan, titolare della gioielleria di Ponte di Nanto, presa d'assalto 6 mesi fa da un commando di rapinatori. Tra Dolo e Pianiga, nel veneziano, i carabinieri hanno arrestato un giostraio padovano sulla Cinquantina, ritenuto essere tra i componenti della banda. La vicenda di Nanto fece il giro d'Italia. La sera del 3 febbraio 5 uomini armati presero d'assalto l'oreficeria di Zancan, dove al momento si trovava solo una commessa che riuscì a barricarsi dentro. Stiamo parlando di ladri di galline, stiamo parlando di gente che gira armata con armi da guerra, ci bottano di proiettili, cioè il tutto fuori che fa pensare, cioè tutto che fuori fa pensare che siano dei semplici ladruncoli, no? Le telecamere di videosorveglianza inquadrano i malviventi mentre con maschere da film dell'orrore tentano di sfondare la porta d'ingresso. È in questo momento che in aiuto della ragazza arriva Graziano Stacchio, benzinaio, la cui stazione di rifornimento è a pochi passi. Urla ai rapinatori di andarsene, esplodendo in aria alcuni colpi di fucile. Scoppia una sparatoria che lascia sull'asfalto Albano Cassol, giostraio trevigiano di 41 anni. Una serata da incubo con la seguente paura di rappresaglie. Questa cosa non è mai stata scattata, almeno dal mio punto di vista, anche perché le minacce che abbiamo subite dopo, insomma, non so, qualcuno se le sarà inventate, no? Sì. Cioè, voglio dire, non penso che siano piovute per caso o per colpa di qualche pazzo. Cioè. Le indagini rimangono avvolte dal più stretto riserbo, ma l'impressione è che gli inquirenti abbiano imboccato la strada giusta per identificare anche gli altri 3 componenti della banda.